I visitatori si devono aspettare una mostra a Palazzo Madama, nella sala del Senato del Regno d'Italia, cioè nel luogo in cui si è fatta l'Italia, ma in cui si è fatta anche l'Europa, la Carta sociale europea, una mostra molto articolata, dai grandi capolavori della pittura a quelli della cartografia, dalle grandi fotografie a installazioni multimediali e artistiche, si raccontano gli ultimi 50 anni di vita del fiume Po. Perché? Perché la pianura padana oggi è il luogo in cui vivono 20 milioni di persone, è il luogo che produce più del 40% del PIL nazionale ed è il paradigma, ahimè, anche di che cosa vuol dire cambiamento climatico, di che cosa vuol dire crisi climatica. La mostra parte 50 milioni di anni fa, quando la pianura padana era il mare padano. Si parte da straordinari reperti che ci mostrano coccodrilli e delfini nella pianura padana, ma avvicinandosi a noi ci racconta che cos'è il mondo delle centuriazioni, il mondo delle bonifiche e soprattutto ci racconta il viaggio di un fiume dal Monviso all'Adriatico, perché l'Adriatico nasce proprio sul Monviso, potremmo dire, e soprattutto ci narra negli ultimi 2000 anni quanto il Po sia stato alla base di tutto il nostro sviluppo artistico, sociale, economico. Lì è nato il Rinascimento con Ferrara, con Mantova, con Cremona, con Pavia, con le nostre grandi città d'arte, ma è anche nata tutto il nostro sistema economico e lo raccontiamo attraverso appunto dei grandi capolavori che possano incuriosire, possano far riflettere e possano darci anche gli elementi del passato per interpretare il presente e andare a un futuro diverso. Non solo una sezione, tutta la mostra finale si chiude sul Palazzo delle Acque di Parma. Perché? Perché dobbiam pensare a chi oggi, e non solo, sta riflettendo e sta soprattutto agendo intorno al bacino del Po, a questi quasi 90.000 chilometri quadrati che vanno dagli Appennini alle Alpi. Abbiamo il Palazzo delle Acque, abbiamo i grandi enti, l'autorità distretto, l'autorità interregionale per il fiume Po, abbiamo quelle autorità che sono capaci di raccontare quello che il passato ci ha dato come lezione e trasformarlo in futuro, perché si parte dall'inizio dell'Ottocento, dai primi grandi interventi dal Magistrato del Po per arrivare alla contemporaneità. Era per noi fondamentale avere la collaborazione di questi enti, perché non avremmo potuto immaginare una mostra diversamente. Senza questi enti che ci conducessero, ci guidassero, ci dessero il senso di che cosa vuol dire oggi fare tutela, fare prevenzione, ma anche pensare in ottica futura, non ci sarebbe stata questa mostra, non ci sarebbe stata una mostra che è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica italiana, ma soprattutto una mostra che vuol darci un'idea precisa di che cosa vuol dire oggi pensare al cambiamento climatico, pensare alla crisi climatica e soprattutto come agire, e il come agire ce lo dice il Palazzo delle Acque di Parma.